come si arriva al terrorismo? Questo è il mio punto di vista. Il terrorismo avviene tramite il lavaggio del cervello. Viene fatto a persone che sono vittime, delle persone che sono vittime appunto di questa emarginazione sociale, quindi delle persone che non riescono ad integrarsi in un modo corretto all'interno di una società. E quindi proprio queste persone emarginate, queste persone che magari erano anche ex tossicodipendenti, delle persone proprio emarginate al 100%, arrivate al limite appunto della disperazione, sono queste le vittime principali che facilmente seguono questa ideologia integralista criminale. Perché cosa fa l'integralista, il terrorista? Fa questa sorta di lavaggio del cervello in cui propone al giovane, che ormai ha perso la speranza, gli propone, tramite vari strumenti e varie interpretazioni errate dell'Islam, gli propone un posto nel Jannah, nel paradiso. Quindi gli dice: se tu vieni a combattere con noi, uccidiamo questi miscredenti, tu avrai un posto in paradiso. Ma quale paradiso? Vabbè. Quindi il giovane perso di immigrato, emarginato, scusate, finalmente trova un posto dove vede finalmente una possibile realizzazione di ciò che aveva perso. Il mio parere: come possiamo combattere il terrorismo? Il terrorismo lo possiamo combattere evitando il più possibile la creazione della situazione dell'emarginazione sociale. Quindi cercare di far integrare il più possibile gli immigrati che vengono qua in Italia e adottare sicuramente anche delle misure di sicurezza. Quindi l'ISIS in pratica agisce nel nome di Allah, agisce nel nome di Dio e dei musulmani, ma agisce contro la stessa religione dell'Islam e agisce contro i principi dell'Islam e contro i diritti umani sicuramente. E ripeto, dire che alla fine non solo siamo noi la vittima principale, perché dobbiamo poi trovarci in delle situazioni che fanno veramente stare male. Voglio finire tranquillamente dicendo che l'Islam è una religione per la pace e voglio riportare un versetto nel Corano proprio brevissimo: chi ammazza una persona è come se avesse ucciso l'intera umanità, chi salva una persona è come se avesse salvato l'intera umanità. Grazie.